Benvenuti a Franzina Trattoria. Oggi parliamo di un piatto fresco, veloce e adatto per i bambini. Tagliatelle con pomodorini, basilico e aglio. If you like the video, like, share, subscribe. Vediamo gli ingredienti per questa ricetta. Abbiamo bisogno di fresh tagliatelle fatte in casa Franzina, cherry tomato, pomodorini freschi, basilico e aglio. Prepariamo la ricetta. Abbiamo bisogno di pomodorini freschi e andiamo ad estrarre la polpa dei pomodorini. Ripeto, questa è una ricetta molto veloce, fresca, estiva e adatta per i bambini. In questo caso andiamo ad estrarre tutta la buccia del pomodorino e abbiamo questo risultato. Vediamo che abbiamo solamente la polpa del pomodorino. Per una porzione abbiamo bisogno di almeno 5-6 pomodorini freschi. Abbiamo questo risultato. Andiamo a prendere l'aglio, lo prendiamo, togliamo la parte centrale, questa parte centrale dell'aglio, sarebbe questa di qua, che potrebbe dare dei problemi allo stomaco, e questa la buttiamo. Tagliamo, inseriamo qua dentro e, cosa importante, utilizziamo un ottimo olio Fattoria di Mosè, un ottimo olio equilibrato, adatto per la carne, il pesce, le insalate e la pasta. Mettiamo un pochino di olio. Andiamo a cucinare le tagliatelle. Prendiamo le tagliatelle, sono fresh tagliatelle, un minuto e mezzo e sono pronte. Sono quasi pronte, altri 20 secondi e sono pronte. Andiamo a impiattare il piatto. Tiriamo le nostre tagliatelle, un altro poco di olio Fattoria di Mosè, abbondante, è un olio che fa bene. Siamo pronti, prendiamo un piatto, un altro pochino di olio e naturalmente, per chi lo preferisce, si può utilizzare un pochino di pecorino. E voilà!